I primi 4 pazienti Covid-19 trasferiti dall'ospedale dell'Angelo sono arrivati a Villa Salus. La struttura di via Terraglio a Mestre è, assieme ai nosocomi di Dolo e di Jesolo, una delle 3 strutture dedicate alla cura del coronavirus nella città metropolitana di Venezia, secondo le disposizioni della Regione Veneto. I 4 pazienti sono stati ricoverati nel reparto di medicina al 3° piano, attrezzato a reparto malattie infettive grazie al lavoro senza sosta degli ultimi giorni. Altrettanto rapida è stata la comparsa all'esterno del nosocomio di 2 tende da campo, montate dalla Protezione Civile nella notte tra il 16 e il 17. Saranno utilizzate per il monitoraggio degli accessi all'ospedale dei pazienti non Covid che potrebbero necessitare di prestazioni a carattere d'urgenza. I pazienti col coronavirus invece accedono all'ospedale attraverso un percorso dedicato, dove sono garantite misure di sicurezza anticontagio. All'ingresso del reparto è stata allestita un'apposita area filtro. Non sono ammesse visite ai pazienti Covid-19. Per contattare la famiglia, l'ospedale ha messo a disposizione una telefonata quotidiana da effettuare nella fascia oraria che va dalle 14 alle 15 e previe indicazioni ai referenti del reparto del solo congiunto di riferimento da chiamare.